Ben ritrovati dalla redazione. Un nuovo bando riservato alle imprese del comparto manifatturiero e del terziario per incentivare l'innovazione delle aziende regionali, non solo sotto il profilo tecnologico dello sviluppo digitale, ma anche rispetto all'organizzazione dei processi produttivi. La dotazione finanziaria è di 14,4 milioni di euro. L'iniziativa in questo inizio 2024 si inserisce nell'ampio sistema di azioni da parte della Regione volte a supportare le imprese del territorio e a sostenere la competitività del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Midiobini all'Infoday online per illustrare il bando istituito nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 di incentivi alle imprese per innovazione di processo e organizzazione nell'area della strategia regionale per specializzazione intelligente 2021-2027. Lo scriva chiaramente quello a cui stiamo assistendo, un autentico scandalo che vergognosamente si perpetua nella totale indifferenza delle istituzioni sanitarie, uno sfogo che non risparmia nessuno, quello a cui si è lasciato andare il procuratore capo Antonio De Nicolo in merito agli sviluppi sul caso Petronio, grave fatto di sangue avvenuto la sera del 16 marzo 2023 a Trieste, che da circa 300 giorni vede l'omicida Marino Petronio ricoverato presso il reparto di diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore. Il ricovero presso il nosocomio triestino va avanti a causa dell'assenza di posti liberi nelle REMS, situazione che la procura vive con rabbia. Ogni giorno 24 ore su 24 Petronio è piantonato da numerosi agenti di polizia penitenziaria. Il procuratore parla tra le 6 e le 8 persone, ma non dovrebbe stare lì, dovrebbe stare in una REMS, spiega De Nicolo. Un 55enne friulano, noto alle forze dell'ordine, finito dietro le sbarre del carcere del Coroneo a Trieste con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver assunto per mesi una condotta violenta ai danni dell'ex compagna. La donna, una 38enne residente nel capoluogo giuliano, dopo una prima fase in cui non aveva mai denunciato i fatti, si è decisa a sporgere querela nei suoi confronti. L'uomo, nativo di Udine senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Miramare. I maltrattamenti andavano avanti dall'estate del 2023. La messa in sicurezza della strada di Passo Monte Croce Carnico è l'operazione prioritaria individuata per la riapertura del collegamento tra Friuli Venezia Giulia e Austria dopo la frana di inizio dicembre. I tempi stimati di realizzazione sono di oltre un anno, un pacchetto di interventi del valore di più di 30 milioni di euro che, oltre alla rimozione dei detriti, interessano la predisposizione di barriere di sicurezza, la sistemazione delle gallerie danneggiate, l'installazione di sensori di monitoraggio. Ci impegniamo assieme all'amministrazione della Carinzia nell'individuare opzioni alternative da abbinare alla viabilità attuale, in modo da garantire maggiore solidità anche in prospettiva alla circolazione transfrontaliera in quest'area. Lo ha comunicato a Tolmezzo il governatore del Friuli Venezia Giulia Federica, seguito dall'incontro avuto con la delegazione della Carinzia guidata dal vice governatore Martin Gruber a seguito della frana che ha interrotto la viabilità tra Italia e Austria sulla strada di Passo Monte Croce Carnico, strada statale 52. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: a cielo sereno poco nuvoloso, bora forte sulla costa al mattino, specie a Trieste, dove le raffiche saranno intorno agli 80-100 km/h, da moderata sostenuta sul resto della costa e sulle zone orientali. In giornata la bora in attenuazione, gelate estese in montagna e nella notte anche in pianura, massime ancora piuttosto basse sulla costa, sul Tarvisiano e localmente sulle prealpi carniche, possibile ristagno di nubi basse a fondovalle. Temperature minime in pianura fra -3 e +1 grado, massime fra 5 e 8, sulla costa minime fra -1 e +3, massime fra 3 e 6 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.